Bentrovati. In questi giorni alcuni politicanti ci stanno spiegando che le nuove norme previste sulle intercettazioni sono state adottate per tutelare la privacy dei cittadini. Sono solo degli imbroglioni che ci stanno prendendo per l'ennesima volta per i fondelli. La scorsa settimana sul disegno di legge che dovrebbe riformare il codice penale, nella Commissione Giustizia della Camera un deputato del Nuovo Centrodestra, Alessandro Pagano, ha presentato un emendamento passato con i voti anche del Partito Democratico che vieterebbe tra l'altro anche la registrazione di video e di audio procurati in modo fraudolento, punendole con 4 anni di carcere. Un vero abominio. Il procuratore Nicola Gratteri, il magistrato che Renzi avrebbe voluto come ministro della giustizia, ha definito questa schifezza un grande regalo ai criminali. Per poi continuare: noi proponiamo continuamente ai cittadini di collaborare con lo Stato nella lotta alle mafie, chiediamo che denuncino, che non siano omertosi. È davvero molto grave lanciare il messaggio che lo Stato adesso vuole l'opposto, ovvero punire l'imprenditore che ha la prontezza di registrare col cellulare chi lo minaccia o chi gli chiede il pizzo. Non possiamo permettere contraddizioni così evidenti e abbiamo davvero bisogno dell'aiuto della gente nella raccolta delle prove. Ma nel disegno di legge che riforma il codice penale si eleggono anche altre cose strane, come quelle che prevedono degli aumenti di pena per furto, rapina, voto di scambio con le mafie, eccetera. Mentre per la corruzione, che all'inizio prevedeva il carcere da 6 a 10 anni, la pena è rimasta invariata da 4 a 8 anni di prigione. Siamo il paese più corrotto d'Europa e la corruzione e la concussione, i tipici reati della casta padrona, non vengono perseguiti e sanzionati come si dovrebbe. Mentre sul Fatto Quotidiano Bruno Tinti scrive: da questo disegno di legge è stata soppressa la norma che prevedeva la confisca del denaro e dei beni di cui non si poteva giustificare la provenienza o che erano sproporzionate rispetto al reddito percepito. Questa norma doveva essere applicata in caso di condanna per reati di mafia, spaccio di stupefacenti, rapina, estorsione, terrorismo e anche, guarda caso, per corruzione e concussione, tipi reati della casta padrona. Naturalmente i delinquenti ringraziano vivamente. Sulla riforma del codice penale e sulla intercettazione ritornerò con un'altra isola. Comunque sia evidente che questa casta politica sta difendendo i propri privilegi e non vuole essere disturbata mentre ruba, mentre nasconde le proprie inefficienze e le stupide leggi che hanno mandato al fallimento etico, economico e politico di questo disgraziato paese che si chiama Italia. E per chiarire meglio le differenti giustizie nel paese, ecco 2 fatti che ritengo emblematici. Ieri il Senato a maggioranza ha votato contro la richiesta d'arresto per il senatore Antonio Azzolini, indagato per il crack con un buco di bilancio di $500 miliardi delle case di cura della Divina Provvidenza con sedi a Bisceglie, Foggia e Potenza. Azzolini è accusato di reati pesanti come l'associazione a delinquere, induzione alla corruzione e il concorso in bancarotta. Rimane poi famosa la sua frase intercettata dagli investigatori, rivolta alle suore dell'istituto e riportata dai media: da oggi in poi comando io, se no vi piscio in bocca. Il Partito Democratico di Renzi, che si stracciava le vesti per una intercettazione probabilmente finta del governatore siciliano Crocetta, dopo aver votato per l'arresto di questo gentiluomo nella giunta per le autorizzazioni, in aula ha lasciato libertà di coscienza ai propri senatori, per cui oltre la metà ha votato contro. E così, per dirla alla Peter Gomez, il Senato ha pisciato in bocca ai cittadini. Mentre per Doler Bancila, romeno di 57 anni incensurato, la giustizia funziona diversamente. Ecco il fatto. La mattina del 29 settembre del 2012, in uno spelacchiato parco pubblico all'estrema periferia di Roma, l'uomo raccoglie da terra e stacca dai rami più bassi dei pini delle pigne, per un totale di 22, un gesto che gli costerà caro. Infatti, mentre stava compiendo il grave misfatto, il delinquente è stato sorpreso da 2 vigili urbani e quindi in flagranza di reato, per cui è stato identificato e sequestrato il corpo del reato, le 22 pigne. Può sembrare incredibile, ma ora il processo penale è in corso e Doler Bencila rischia una condanna per furto aggravato di un bene pubblico che varia da un minimo di 3 anni a un massimo di 10. Inoltre, sempre secondo la legge, ci sono 2 circostanze aggravanti. L'uomo avrebbe usato violenza sul pino staccando le pigne e poi il luogo è considerato uno spazio di pubblica utilità. Queste 2 aggravanti impedirebbero al magistrato di derubricare le accuse applicando il principio della tenuità del danno.
Chissà cosa ne pensano di questo caso quegli ipocriti politicanti che hanno votato a favore dell'emendamento Pagano sulle intercettazioni e quei senatori che si congratulavano tra loro ridendo soddisfatti dopo che il presidente Grasso ha annunciato l'esito delle votazioni che respingeva la richiesta di arresto per il senatore Azzolini. L'isola va in vacanza e ritornerà giovedì 20 agosto, dopo appunto Ferragosto. Arrivederci. Politicanti che hanno votato a favore dell'emendamento Pagano sulle intercettazioni e quei senatori che si congratulavano tra loro ridendo soddisfatti dopo che il presidente Grasso ha annunciato l'esito delle votazioni che respingeva la richiesta di arresto per il senatore Azzolini. L'isola va in vacanza e ritornerà giovedì 20 agosto, dopo appunto Ferragosto. Arrivederci.